Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche quest'oggi e affrontiamo un capitolo un po' diverso dal solito. Sostanzialmente abbiamo cercato di coinvolgere nei diversi appuntamenti, nei nostri approfondimenti, le diverse categorie professionali. Da un lato i commercianti, da un lato i dipendenti, abbiamo parlato della riforma del Job Act, i giovani, i meno giovani, i pensionati, chi perde il lavoro, eccetera. Però non siamo mai riusciti a dare il giusto peso a una categoria che è numerosissima. Nel nord-est è stata la prima in assoluto, sono i portatori di partita IVA e da un lato ci sono poi i liberi professionisti che sono anche iscritti a un albo. Pensate che una percentuale altissima peraltro è anche di persone estremamente giovani che peraltro anche non hanno alternative, perché anche se lavorano per aziende, quelle le loro condizioni, devono iscriversi all'albo, lo fanno perché credono nel diventare professionisti di un certo tipo, ma poi devono avere anche una partita IVA, non riescono neanche a guadagnare a sufficienza o comunque sono penalizzati anche da una tassazione elevate. E poi ci sono i liberi professionisti invece che da lungo tempo hanno aperto degli studi professionali, sono datori di lavoro ma hanno anche dei dipendenti, quei dipendenti poi non sono tutelati perché cassa integrazione in deroga per loro non è più prevista e poi il Job Act li ha ulteriormente penalizzati in altri provvedimenti e poi si vedono sempre soggiogati da tasse che continuano ad aumentare. Perché? Perché hanno lo stereotipo, così a livello nazionale, che tal si è voluto dare, ma nei fatti non è così, di essere grandi evasori fiscali. Insomma, perché sempre il dito puntato contro queste categorie professionali che poi fanno il cosiddetto, tra virgolette, lavoro sporco, ovvero tanti lavori della pubblica amministrazione, quelli che i dipendenti, i dirigenti pubblici che hanno un lauto stipendio che ci costa tanto alle casse dello Stato, non possono svolgere. Ecco che i liberi professionisti, non come consulenti esterni, attenzione, devono svolgere, quindi rogne da sbrigare, il tutto in una burocrazia, in un sistema dal quale noi non riusciamo più ad emergere. E allora abbiamo qui in studio il piacere di avere 4 rappresentanti di queste liberi professioni, ve li presento subito, che ci aiuteranno a comprendere in un momento di crisi ormai tanto prolungata che cosa sta succedendo. Grazie di essere qui con noi Roberto Sartore, presidente Confprofessionisti del Veneto, consulente del lavoro di professione. Grazie a lei. Lamberto Barzon, vicepresidente Confprofessioni del Veneto, veterinario. Grazie anche a lei, quindi iscritto anche un albo. Certo. Lanfranco Dal Canal, perito industriale, grazie anche a lei. Paolo Pieselico, commercialista. Insomma abbiamo un po' ci manca l'avvocato e il notaio, ma li abbiamo già avuti in studio. Allora, spiegateci un attimo, incomincerei da lei, Presidente, chi sono questi liberi professionisti, cercando di conglobare, spiegare un po' le varie categorie, conglobando naturalmente anche i giovani, facendo capire da dove siamo partiti e dove siamo adesso arrivati. Sì, indubbiamente, come giustamente in premessa, siamo poco conosciuti, anzi siamo posti all'indice molto spesso. In realtà i professionisti nel Veneto, che tra l'altro sono circa 80.000, forse un numero in difetto, svolgono delle attività... 80.000, cioè sottolineiamo, sì. non noccioline. Esatto, svolgono attività estremamente importanti, come giustamente faceva notare, alcune di queste categorie lavorano gratuitamente per la pubblica amministrazione, ma in realtà noi presentiamo tutti i professionisti, quindi dall'architetto all'ingegnere, all'avvocato, al notaio, al medico, medico veterinario, quindi insomma siamo rappresentiamo lì. Tutta la gamma delle professioni. Non ultimo, ricordiamo che siamo datori di lavoro. Come datori di lavoro, anche qui in difetto, abbiamo circa 250.000 addetti, 250.000 posti di lavoro. Perché dice per difetto? Perché non uscite dai dati certi? Perché ovviamente, soprattutto in questo periodo, siamo in evoluzione, quindi ci sono categorie che sono più penalizzate e quindi chiudono, ce ne sono altri invece che stanno emergendo, stanno aumentando e quindi diciamo non riusciamo ad avere proprio un'analisi perfetta della situazione. Dicevo 250.000 dipendenti che soprattutto sono dipendenti di genere, cioè sono dipendenti al femminile e questo è importante quando si va a dire che le donne sono più penalizzate. Da noi, invece nei nostri studi, la maggioranza sono donne, con tutto quello che ne consegue, e quindi con le problematiche che ovviamente hanno e alle quali nei nostri studi riusciamo a sopperire. Quindi è, anche solo come datori di lavoro, è
diciamo, una situazione estremamente importante, quella che noi portiamo avanti. Tra l'altro il nostro personale dipendente è un personale dipendente altamente qualificato o che si qualifica presso nei nostri studi. Quindi vedere che questi dipendenti, e come lavoratori ci ricomprendiamo anche noi, sono un po', parafrasando il famoso film, figli di un Dio minore, ci fa male. E figli di un Dio minore ci lasciano fuori da una tutela come la cassa integrazione in deroga, dalla quale i professionisti hanno pescato anche molto poco in realtà. Però è sintomatico di come ci trattano. Cioè, venirci a chiedere di contribuire con il nostro fondo interprofessionale dal quale raccolgono dei soldi, contribuire con i fondi presso l'INPS, i quali sono finalizzati a finanziare gli ammortizzatori sociali, quindi noi li finanziamo ma nello stesso tempo ne siamo esclusi. E ne siamo esclusi laddove la Corte di Giustizia europea aveva detto che noi siamo datori di lavoro come gli imprenditori, perché il Ministero ci dice che alla cassa integrazione hanno diritto solo gli imprenditori, ma in realtà c'è questa sentenza della Corte di Giustizia europea che dice che noi siamo come gli imprenditori. E addirittura lo stesso Ministero negli anni passati, nel 2011, ci ha detto sì, ha riconosciuto questo. Quest'estate viene fuori un decreto interministeriale in cui dice no, riconosciamo solo gli imprenditori. Quindi siamo un po' a una fiera dell'assurdo. Esatto, ma questo è possibile? Cioè, chiedo anche a lei, in un discorso europeo, perché è inutile dirlo, io lo ripeto sempre, non possiamo trovarci in Europa solo per certe situazioni e trovarcene fuori per altre, perché o ci siamo o non ci siamo, cioè oneri e onori. Invece sembra che per quello che fa comodo siamo in Europa, per quello che non fa comodo ne siamo fuori, e quindi bisogna essere soggiogati a determinate appunto decreti dello Stato, decreti anche attuativi magari di provvedimenti. È mai possibile questo? Quanto è avvenuto? Questo è possibile perché purtroppo in questo nostro paese ci sono delle situazioni assurde. Quindi c'è un'incertezza totale anche per quel che vi riguarda? Sicuramente sì, in questo campo come in molti altri. D'altra parte la nostra Confederazione Confprofessioni è l'organismo principale di rappresentanza dei liberi professionisti e noi ci occupiamo proprio di confrontarci con le parti sociali, con la controparte negoziale, con le istituzioni politiche al fine di poter tutelare, rappresentando le libere professioni al meglio, sia per quanto riguarda i loro interessi generali, sia per quanto riguarda la possibilità di promuovere l'attività libero professionale del libero professionista al fine di un miglioramento e di uno sviluppo della società. Quindi questo è proprio il compito dell'associazione, della confederazione che rappresentiamo. Si tratta di una confederazione in quanto va a rappresentare a livello trasversale tutta una serie di professioni. Sono divise per categorie, se non circa sbaglio. 19 sigle che sono riunite in 4 comparti d'area: economia e lavoro, diritto e giustizia, ambiente e territorio e salute e sanità e salute. Naturalmente lo stesso titolo dei comparti d'area va a identificare le professioni che vi sono all'interno, per cui avremo in diritto e giustizia avvocati e notai, e in sanità e salute il medico di medicina generale, il veterinario, il pediatra, lo psicologo e i dentisti. Quindi, come vedete, è ampia la gamma di professioni rappresentate. Come diceva Roberto Sartore, questi professionisti hanno dei dipendenti e quindi nel momento in cui noi andiamo a tutelare il nostro lavoro, andiamo a tutelare anche il posto di lavoro dei nostri dipendenti. Sì. Assolutamente, questo sì. Quello che volevo chiedere, ma c'è il convincimento da parte dei liberi professionisti, quindi ingegnere della situazione, anziché l'avvocato, di far parte o di poter far parte di un'associazione, di un'associazione professionale? Cioè, nel senso che sappiamo benissimo che tanto più un'associazione si fa forte dei suoi iscritti, tanto più può avere anche un peso, anche politico a un certo punto, può intervenire e detto io ho
n migliaia o milioni di iscritti possa avere un certo peso. Viceversa, in Italia vige il principio insindacabile del divide et impera, per cui abbiamo tutte queste sigle, non solo sindacali, ma anche di varie associazioni che nel mondo non esistono, perché noi sappiamo solo per il commercio che cosa c'è, per cui per gli artigiani c'è un disastro. E di conseguenza non hai una tua identità, un'identità su cui farti anche forte dal punto di vista politico. Sì, vede, proprio nel dire professionista indichiamo un lavoratore autonomo che sta nel proprio studio, cioè, il professionista è individualista per natura. Bravissimo. Quindi c'è una quindi non ha forza. Sì, però c'è una difficoltà di aggregazione. Poi ovviamente teniamo presente che ci sono i giovani che entrano, i quali entrando hanno il problema di dover raccogliere i clienti, quindi sono un po' distratti da quella che è la rappresentanza di categoria. O li si vuole tenere distratti, attenzione, che è un'altra questione, perché potrebbe anche essere. Se andiamo negli Stati Però Uniti noi abbiamo queste difficoltà ovviamente aggregative e quindi dal punto di vista volontaristico noi ci prendiamo, noi magari che abbiamo qualche anno in più, che abbiamo stabilizzato il nostro studio e quindi possiamo dedicare più tempo alle nostre problematiche, facciamo da trainanti, ben sapendo però che ci sono queste situazioni. Poi quello che noi riusciamo a ottenere, naturalmente, perché siamo rappresentati nelle varie stanze dei bottoni, ci siamo, ci ascoltano, senza dubbio, sì. Però quello che otteniamo non lo otteniamo solo per noi iscritti a una categoria, ma lo otteniamo per tutti i professionisti. Esatto. Adesso passo anche agli altri interlocutori, però volevo chiedere ancora, vi sentite forti oppure no in questo preciso momento? E lo siete stati in passato? Ci sentiamo forti nel senso che abbiamo una grossa volontà, è la nostra volontà la nostra forza, in questo senso. Immagino ci sia. Le cose che raccontava Roberto Sartore ci dicono che in questo momento siamo un po' lasciati in disparte. Ma Perché? Cerchiamo di spiegare il perché. E da dove percepite questo? Perché chi magari non fa parte, chi ne fa parte lo sa benissimo e anzi so già che cosa dicono i nostri telespettatori, però chi non ne fa parte non riesce a comprendere. Il perché te lo lascio provare a dire a te, Roberto, perché francamente io non riesco a vedere che giovamento ci sia in un comportamento simile. Vado un po' al di là e forse sono un po' pesantino, ma sono un sindacalista e quindi devo essere. Caspita, se non lo è lei. I professionisti sono teste pensanti, a volte le teste pensanti danno fastidio. Chiarissimo. Allora, passo un po' a lei la questione. Ci spieghi nella crisi cosa sta succedendo? Perché io tra l'altro nell'esordio non ho ricordato questo piccolo particolare trascurabile, che voi non avete la certezza del guadagno. Perché adesso poi pago il libero professionista quando i soldi mi arrivano, quindi c'è anche questo piccolo aspettino, no? È vero. Non abbiamo la certezza di essere pagati, anche perché i liberi professionisti nel settore tecnico di fatto da sempre sono pagati per ultimi. Allora si fa il progetto, si fa lo studio, si ottiene la possibilità di edificare o di fare o di intervenire e alla fine del processo presentiamo talvolta il conto, ma non sempre. E questo conto viene presentato in ultima, ma il committente, sia esso privato che pubblico, tarda a pagare e lascia passare il tempo. Dico che i liberi professionisti, nel momento che presentano il conto, quanto lo presentano, più o meno trascorrono dai 5, 6, 7, 8 mesi prima di essere comunque pagati. Se noi mettiamo in conto tutto il tempo che il libero professionista nel settore tecnico dedica, vuol dire che anticipiamo semmai al committente o all'utente solitamente per 2, 3, 4 anni, anche di più. Addirittura? Addirittura. Quindi come riuscite, in questo momento storico, perché quando tutto andava bene, immagino quando andava bene, cosa succede? Succede che chi ha già avuto e ha uno studio e ha un plafond nel quale attingere, e quindi potrebbe anche aspettare, che non è giusto. Ma soprattutto la difficoltà, la si sede nei giovani, che non hanno plafond, non hanno chi li finanzia, si devono fare la clientela, fatta la clientela lavorano e non percepiscono, però devono pagare anche poi le tasse, non solo, devono pagare anche i contributi,
per la pensione, perché anche quelli sono dei denari che il libero professionista deve togliere e pagare le proprie casse di previdenza. E qui abbiamo delle sofferenze. Negli ultimi 4 anni, 5, le stesse casse di previdenza sono in sofferenza nei confronti comunque degli iscritti. Fanno delle dilazioni, le casse sono molto comprensive su questo, però bisogna sempre e comunque pagarle. E c'è un particolare, che è quello della fatturazione. I liberi professionisti possono, per legge, possono fare la fattura, non la fattura, il conto e derogare e pagare l'IVA quando viene questa incassata. Ultimamente le pubbliche amministrazioni pretendono la fattura prima, quindi possono scaricare l'IVA, il professionista la paga e dopo viene comunque a sua volta pagato dopo 5-6 mesi, quindi facciamo anche un prefinanziamento allo Stato in questo Fantastico. senso, oltre che ai privati anche alle... A proposito di pubbliche amministrazioni, c'era stato il discorso, che era una delle promesse di Renzi, che diceva che comunque entro, mettiamo l'autunno, si saldavano tutti i debiti della pubblica amministrazione. Io ho parlato con gli industriali ancora a settembre dissero no, non ci siamo ancora con cose. Voi siete anche voi a parte coinvolti in questo, perché poi le consulenze di professionisti, insomma, alcuni le devono anche dare, prestare, poi lei fa parte del discorso come magari dell'ambito tecnico. Come siete messi? Stanno pagando le pubbliche amministrazioni? C'è ancora qualche ritardo? Ci sono i ritardi, sì, ma non tutte le amministrazioni. Ci sono quelle virtuose che sono bravine, che sono le più grandi e le più fanno piccole. le commesse quando sanno di poter comunque spendere. E sono anche rispettosi, non molti di la verità, però è una piccolissima parte, la stragrande maggioranza tardano 5, 6, 7 mesi. Sono tanti 5, 6, 7 mesi, perché sono un'enormità. Perché vuol dire... Perché le famiglie poi avanzano, esatto. Perché oltre ai dipendenti c'è anche la famiglia, c'è le mogli, ci sono i figli, quelli come me che hanno i figli che hanno già finito l'università, di la verità, ma devono mantenerli anche gli studi. Difficoltà ce ne sono, e non poche. Ecco, chiedo a lei che è commercialista, perché ci ha delineato una bella situazione che si è venuta a creare in questo momento. Quanto versa in percentuale in tasse un libero professionista? E quindi circa poi un giovane professionista quanto riesce a portare a casa allo stato attuale? Perché io ho dei numeri da paura adesso, allora in mano. Cioè non sicuramente se dovessimo dare una risposta bruciante, possiamo dire che la media di versamento, dove per versamento intendo sia l'aspetto fiscale che quello previdenziale, si attesta attorno al 50%. Tantissimo 50%. Questo è una media, c'è un favore nei confronti dei soggetti che hanno appena aperto la partita IVA, magari approfondiamo se desidera. Attenzione, vabbè, però comunque già quest'anno il regime è peggiorato rispetto a quello degli anni precedenti. Questo va detto, perché noi siamo stati sollecitati da questo punto di vista da molti che ci hanno scritto e hanno detto ma raccontate anche voi come stanno le cose. In qualche maniera... Perché doveva cambiare qualcosa, anzi Renzi ha detto qui ho toppato, se non sbaglio, c'è stata questa esclamazione, e qui ho toppato. È intervenuto dalla Bignardi alle invasioni barbariche e ha detto effettivamente abbiamo sbagliato, e non può che essere così, nel senso che il nuovo regime è un regime che può essere applicato anche a contribuenti marginali che hanno aperto la partita IVA da molto tempo, quindi per chi ha un fatturato che può andare da 15.000 a 40.000 euro a seconda delle categorie, questo regime può essere applicato, ma prevedendo una aliquota di tassazione del 15% rispetto al precedente 5%, è facile capire che la triplicazione della tassazione è assolutamente assurda. Assolutamente. Torniamo un po' su questo discorso, via la pubblicità che sta incombendo, perché è interessante proprio spiegarlo a chi magari non lo vive oppure a chi lo vive e che non riesce a raccapacitarsi, perché proprio vede un muro davanti a sé, non dice ma perché c'è questo accanimento terapeutico da parte di provvedimenti governativi. Vediamo di dare delle spiegazioni subito dopo la pubblicità, tra poco.